Lei, Presidente, ha detto una cosa molto importante nel suo discorso introduttivo, che vorrei ricordare e riprendere. Lei ha detto: anche oggi bisogna ritrovare la capacità di legare insieme l'economia e la cultura. Io credo che questo sia profondamente vero, sia particolarmente importante oggi, nel tempo che viviamo. Poi ha parlato dell'amore per le nostre radici, ha parlato della nostra identità culturale, della nostra vera identità. E penso che anche questo sia importante mentre ci prepariamo a celebrare, non retoricamente, ma in maniera autentica, come è giusto che sia, il 150° anniversario della nostra unità nazionale. La nostra identità nazionale lo si comprende bene oggi, in questa cerimonia, in questa iniziativa. La nostra identità nazionale, in fondo, è il frutto più alto delle nostre diversità regionali, delle nostre identità municipali, delle nostre identità territoriali. L'Italia è così grande, così importante nel mondo ancora oggi, perché la sua identità culturale, la nostra identità culturale, è frutto di questa straordinaria storia che affiora, che ha le sue radici più autentiche, ancora oggi più promettenti, più vitali, nella storia locale, nella storia delle nostre città, nella storia di Venezia, di Roma, di Firenze, di Torino, di Roma e di tante altre città che formano il tessuto straordinario, unico del nostro paese. E questa è la ragione per la quale oggi è così importante parlare, Presidente, del rapporto tra l'economia e la cultura. Oggi, che siamo nel mezzo, speriamo che siamo un po' fuori da questa tempesta, da questa crisi economica che ha interessato tutti i paesi del mondo. Proprio oggi credo sia importante parlare del rapporto tra economia e cultura, perché questa crisi non è soltanto la crisi come la intendiamo, come mancanza, come difficoltà, come impedimento, ma la crisi, nel senso etimologico della parola, è sempre stata anche trasformazione, cambiamento, rinnovamento. E allora la crisi è anche una opportunità, una occasione di cambiare. E forse oggi la crisi è anche una opportunità, un'occasione per ripensare al significato dello sviluppo economico. È anche l'occasione forse propizia per ripensare a quello che vogliamo che sia il nostro modello di sviluppo economico. Io sono assolutamente d'accordo che la vitalità del sistema economico democratico italiano, come lei ha ricordato, Presidente, affonda le sue radici proprio, se mi permette, nelle radici culturali del nostro Paese, nel tessuto civile, culturale, sociale ed economico del nostro territorio, in questo nord-est così pronto a reagire alle difficoltà della crisi economica e a riprendere la strada dello sviluppo. Non credo che sia un caso se forse l'Italia, come molti dicono, e qui non c'entra la politica, la propaganda, le polemiche di destra e sinistra, ma quelli che dicono, anche gli istituti economici internazionali, che dicono forse l'Italia sarà in grado di uscire dalla crisi più e meglio degli altri, come l'Italia in fondo ha saputo resistere più e meglio degli altri agli sconquassi drammatici della crisi economica internazionale. Noi non abbiamo visto gli effetti e le conseguenze della crisi delle banche, come è avvenuto in paesi considerati più solidi, più forti del nostro fino a poco tempo fa. Non abbiamo visto persone che da un giorno all'altro perdevano il posto di lavoro e si trovavano senza un sussidio. Forse l'Italia, questo è un discorso che dovrebbe essere un discorso nazionale, che superi le contrapposizioni politiche. Forse l'Italia non c'entra qui in questo caso il merito di questo o di quel politico, forse l'Italia, per la sua storia, per la sua cultura, per la sua civiltà,
per i suoi tessuti sociali, per le sue solidarietà sociali e territoriali, è stata ed è in grado di resistere meglio a questa crisi economica e forse sarà in grado di seguire un modello di sviluppo diverso per il futuro. Questa riflessione sulla economia da dove può venire? Se non dalla cultura. No. Solo la cultura ci può aiutare a ripensare il nostro modello economico, solo la cultura ci può aiutare a trovare delle vie nuove per lo sviluppo economico. In fondo, vedete, io credo che mai come oggi sia importante riannodare i nodi del rapporto tra la cultura e l'economia, perché vedete, l'Italia non è una potenza militare, è del tutto ovvio che sia così. L'Italia non è neppure una superpotenza politica, non lo è, ma certamente l'Italia è una superpotenza culturale. Io l'ho potuto constatare questo nel mio incarico di Ministro della Cultura, tutte le volte che ho avuto la possibilità e l'occasione, l'onore di incontrare degli esponenti di governi di altri paesi e ho capito quale sia ancora oggi la considerazione, il rispetto, l'ammirazione che l'Italia ha nel mondo per la sua cultura, per i suoi imprenditori, per coloro che fanno andare avanti questo paese nonostante tutto, nonostante le difficoltà politiche, economiche e sociali. Questo tessuto che rende possibile all'Italia di ottenere risultati che sarebbero impensabili. E io penso che la cultura sia importante anche, intendo in questo caso i beni culturali, siano importanti come strumento per lo sviluppo economico del Paese. Lo diciamo da molto tempo, tutti diciamo da decenni che l'Italia possiede più del 50% dei beni culturali di tutto il mondo. Allora io credo che se è vero che noi possediamo più del 50% dei beni culturali di tutto il mondo, vedo qui il presidente Palazzo delle Ville Venete, 4.270 ville venete. È una cosa sconvolgente. Quale paese può avere questo patrimonio? Diciamo sempre tutti che questo patrimonio straordinario deve diventare la leva, lo strumento per lo sviluppo economico del paese. È l'ora che questo avvenga. È l'ora che noi dimostriamo di essere in grado di valorizzare dal punto di vista economico e turistico questo straordinario patrimonio. E anche qui l'alleanza fra la cultura e l'economia è indispensabile, essenziale. Questa alleanza anche fra gli uomini dell'impresa e la cultura per fare in modo che questo patrimonio possa essere finalmente valorizzato. E questa è la ragione per la quale ho nominato direttore generale del Ministero della Cultura un uomo proveniente dal mondo dell'impresa, Mario Resca, un manager, a cui ho affidato la responsabilità, il compito, la missione difficile di valorizzare questo enorme patrimonio che abbiamo nel nostro paese e metterlo a disposizione dello sviluppo economico e turistico del nostro paese. E infine la cultura, i musei sono sempre più indispensabili per, se vogliamo davvero, e non a parole, rafforzare la nostra democrazia. Cultura vuol dire creare dei cittadini responsabili, vuol dire creare delle persone mature, responsabili, capaci di essere responsabili di fronte alla comunità e di fronte a se stessi. Non ci potrà essere la possibilità di creare una democrazia forte anche nel nostro paese se non attraverso la cultura. E purtroppo io credo che se è vero che oggi il veicolo principale attraverso cui passa la cultura è la televisione, io penso che se noi non modifichiamo la televisione, se non facciamo in modo che la televisione, questo strumento, sia messo a disposizione, al servizio dei compiti della cultura, noi ben difficilmente riusciremo a rafforzare e a rendere più solida la democrazia nel nostro Paese. Ecco le ragioni per le quali ho abbandonato il discorso scritto, ho preferito dirvi a voce i sentimenti che ho provato dopo aver ascoltato le relazioni del presidente Zonin e del professor Zorzi e il saluto del presidente Galassi. Grazie.